Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Giorno dopo, che in realtà giorno dopo per me non è perché stiamo parlando della stessa serata. E precisamente sono le 21:26, qui davanti a me ho Frosinone Lazio e nella disgrazia ci sta, tra virgolette, andando bene perché il Lecce ha vinto 1-0. Dio, se la partita finiva in pareggio magari sarebbe stato meglio. Però comunque l'Empoli contro il Bologna ieri ha perso. Adesso il Frosinone sta pareggiando e speriamo che la Lazio dia un colpo di reni che non ha dato contro l'Udinese e che quindi oggi vinca. Però, visto che l'ultima volta ho portato Zella, io mi sto zitto, la Lazio faccia la partita che deve fare, io mi sono scordato di accendere la luce e tutto a posto. Quindi un attimo che accendo la luce. Ok. Ogni volta mi fa perdere sempre più 5 diottrie sta luce. Tra l'altro maglietta del Cagliari. Che era da tanto, cioè da tanto, non l'ho praticamente mai messa nei video, quindi ho deciso pure di... Ma sì, mettiamo la maglia del Cagliari. È difficile parlare di questa partita, perché continuo a ribadire quello che ho detto nel video post partita, nel senso che un punto potevamo tranquillamente prenderlo. Continuo a ribadire anche quello che ho detto nel video della conferenza stampa di Ranieri, perché io sono d'accordo quando si dice che il Monza è una squadra quadrata, è una squadra comunque difficile da affrontare e tutto quello che volete, ma da qui a definirla grandissima squadra, secondo me ce ne passa, perché ripeto, se il Monza è una grandissima squadra, l'Inter cos'è? Banalmente, per fare un esempio. E io penso che comunque oggi anche dei riscontri ce li abbiamo avuti da questa partita perché ok la punizione, Eurogol, bellissima, perché Maldini ha fatto un gol fantastico, nulla da dire. Ma a parte quello, cosa ha fatto il Monza? Perché io penso che se non avessero segnato quella punizione, dovessimo soltanto contare, tralasciando che il Cagliari ha fatto 0 di rimporta, è ok. Ma se dovessimo considerare le azioni pericolose, il Cagliari è stato molto più presente e costante durante l'arco della partita rispetto al Monza. Ha creato secondo me molti più grattacapi. Poi, purtroppo o per fortuna, nel calcio c'è una sola regola: vince chi segna. Se tu non segni, non vinci. Punto. Su questo non ci piove. E sotto questo punto di vista, il Monza ha meritato di vincere. Alzo le mani, cioè ci mancherebbe. Io ai tempi sono stato uno dei pochi che ha detto in quella fatidica partita, manca a farlo apposta, Cagliari-Lazio 1-2, che il Cagliari ha meritato di perdere perché in quella partita furono sprecate molte occasioni. E se tu tiri tanto e non segni, devi far pippa, perché se gli altri tirano poco e segnano tanto, ci puoi far poco. Te la devi prendere soltanto con te stesso per non essere stato in grado di concretizzare tutte le azioni che hai avuto. Però oggi rode il culo perché alla fine quell'unico gol che è stato fatto durante l'arco della partita è arrivato da palla inattiva, che continua a rimanere un problema comunque per il Cagliari. Un problema abbastanza grave, visto che quasi ogni palla inattiva è un gol per gli avversari. Poi, ripeto, qui c'è stata una congiunzione astrale perché veramente la punizione dei Maldini è stata fantastica. Però nulla toglie al fatto che loro, praticamente l'unico tiro fatto bene, sono riusciti a farlo entrare in rete e noi no. Perché per il resto, sul campo, io ho visto una partita abbastanza equilibrata e l'ago della bilancia secondo me tendeva più dal lato del Cagliari che dal lato del Monza. Ecco perché io voglio comunque cercare di, secondo me, ridimensionare un po' le aspettative che si sono create attorno al Monza, che è una buona squadra, ma non una grande squadra. Comunque, parlando in linea generale della partita, provo ad aggiungere qualcosa che non ho detto oggi pomeriggio.
per esempio la quantità di passaggi sbagliati, specialmente in verticale. Ho visto un Cagliari che ha provato, perché provato è il termine più adeguato, a fare delle verticalizzazioni che sono andate a finire malissimo, malissimo. Una cosa veramente imbarazzante, imbarazzante. Cioè, io capisco che possa non essere proprio la cosa più istantanea, immediata e facile giocare di verticalizzazioni, perché comunque devi anche giocare un po' a memoria, deve fare i movimenti giusti e non è mai detto che la giocata ti venga bene, perché comunque tu in campo non sei da solo, ma contro hai altri 11 giocatori, quindi è plausibile e giustificabile che tutte le giocate che provi a fare di verticalizzazioni possano non riuscirti. E su questo penso che saremmo d'accordo tutti. Se non fosse che comunque tu le sbagli dall'inizio. Cioè, appena tu metti piede sul pallone per fare una verticalizzazione, la palla che dovrebbe andare dritta, dritta, il compagno tu ce l'hai dritto, in verticale proprio, tu la mandi de sbiego, de lato, così. Perché la nostra è una verticalizzazione New Age, una verticalizzazione ancora più moderna. Una merda. Dimoselo, una merda. Letteralmente. Poi ribadisco oggi come Makumbu mi abbia deluso particolarmente perché è un giocatore che comunque la prestanza fisica ce l'ha, però non so perché, nonostante il centrocampo del Monza comunque penso abbia una fisicità nella media in tutti i centrocampi italiani. Oggi Makumbo ha subito molto il colpo, infatti è stato più che giustificabile la sua uscita all'inizio del secondo tempo perché ha fatto molto poco Makumbo. Io lo amo alla follia, ma oggi ha fatto veramente molto poco e quel poco che ha fatto l'ha fatto male. L'ha fatto veramente molto male. E da che lo capisci che ha fatto molto male? È vero che di solito il Cagliari tende a fare sempre questa cosa e non a fidarsi a Makumbu. Però, sul giocare il pallone. Io ho notato che nelle ultime partite si sta concentrando molto il fatto di giocare il pallone con i centrali, quindi di impostare la manovra dal basso, ma impostarla come? Col classico lancio lungo. E Makumbu oggi la palla l'ha toccata veramente pochissime volte. Perché? Perché giocavano i centrali, in particolar modo Dossena, a cui a livello difensivo alzo le mani, anche se qualche errorino comunque l'ho visto commesso, però sotto quell'aspetto devo alzare le mani. Però per quanto riguarda l'impostazione del gioco, ragazzi, lanci lunghi sempre sbagliati. C'è la Padula da una parte, pallone dall'altra. Eh, Dossena lancia lungo e non trova nessun esterno, ma trova soltanto i difensori avversari. Cioè, tutto quello che si poteva sbagliare nella fase di impostazione è stato sbagliato. Tutto. Tutto. E non va bene. E non va bene perché se tu non riesci ad impostare bene, se tu non riesci a far partire bene l'azione, è normale che poi non vai nemmeno a far gol. È logico che sia così. Poi, che altro c'è da dire? Augello a me sinceramente non è piaciuto. Io continuo a non capire il senso di continuare a crossare la palla. C'è Shomurodov in campo, è vero, ma tutte le volte che tu andavi a crossare ci fosse stata una cazzo di volta, una, che tu sia riuscito a mettere la palla bene di testa a Shomurodov. O è lui che stava messo male, o so i terzini che hanno crossato male. Cioè, ma si può fa? Non si può fa. Non si può fa così. Perché così davvero segniamo una volta ogni morto de papa e a culo. Poi la cosa bella è che adesso tutta la frenesia, perché il tifoso del Cagliari è così, vive di eccessi, che siano positivi o negativi, ma vive di eccessi. Non è in grado di fare una miscelazione di colore, quindi dal nero e il bianco esce il grigio, no, o è nero o è bianco, il grigio non esiste e non è così.
perché ci sono mille sfumature tra un colore e l'altro. Adesso siamo ridiventati una squadra di brocchi, che non è così, perché anche questa partita ce l'ha detto. Regà, il Monza ha segnato su una punizione. Se non avesse tirato quella punizione, questa partita sarebbe finita 0-0. Anzi, io mi azzardo a dire, e non avremo mai la controprova perché mai accadrà, ma se la partita fosse rimasta solo 0-0, il Cagliari secondo me aveva molte più probabilità di vincerla rispetto al Monza. Qui lo dico e qui lo confermo. Perché io quello che ho visto in campo non è stata una sovranità del Monza, tutt'altro. Non siamo diventati una squadra di brocchi. Non lo eravamo prima, non lo siamo mai stati e non lo siamo diventati ora. Abbiamo dei limiti ed è ovvio. Sarebbe una cazzata dire il contrario, sono il primo a saperlo. Ma da qui a dire che siamo una squadra di brocchi, no. Anche perché non è che potevamo vincere tutte le partite fino a maggio o potevamo giocare bene fino a maggio. Non poteva succedere. Quindi la sconfitta o la partita giocata male doveva arrivare prima o poi. E sinceramente preferisco che sia arrivata col Monza. Avrei preferito che non fosse arrivata per niente, quello è ovvio. Ma se doveva arrivare con qualcuno, preferisco che sia arrivato col Monza, che non è una diretta concorrente, non si sta giocando niente. Se doveva arrivare, è giusto che sia arrivata con loro. Altro appunto che mi sono ricordato di fare, inerente alla partita. C'è stato un forcing di 15-20 minuti durante il secondo tempo in cui il Cagliari, praticamente col paraocchi, attaccava. Io vi dirò di più. Secondo me, quella è stata la parte più brutta della partita del Cagliari, quei 20 minuti. È stata la parte più brutta perché ho visto un ritorno alle origini che non mi è piaciuto. Ho visto un attaccare senza criterio. Ho visto un andare avanti, ma fatto così tanto per. Non c'era ragionevolezza nelle azioni, non c'era concretezza di idee, non c'era assolutamente nulla. C'era, per carità, sicuramente tantissima voglia di fare. E quello è sempre ben apprezzato. Però a parte quello, zero. Zero. Zero di zero. E sta cosa non mi è piaciuta perché ho visto la disorganizzazione più totale. E tutta quell'aura che si era creata intorno alla fantomatica parola squadra, io in quei 20 minuti purtroppo non l'ho percepita e non l'ho visto. E non dico che sia crollato un castello di carte, perché sicuramente non è così. Però avrei apprezzato perlomeno un minimo di, come posso dire, di consapevolezza in più nei propri mezzi. Ecco, quello sì, quello sì. Poi penso sia palese come sia mancata anche la giocata del singolo, una giocata alla Gaetano che ti poteva risolvere la partita. Oristagno purtroppo gli hanno preso bene le misure, non ha potuto fare più di tanto. L'assenza di Mina comunque nella fase difensiva si è sentita, nonostante Vietesca penso che comunque da quando è arrivato al Cagliari questa possa essere tranquillamente la prestazione migliore che ha fatto, a mani basse proprio. È chiaro che ci sono anche delle, diciamo, giustificanti, se così vogliamo chiamarle, in questa sconfitta. Però ormai è finita, quindi finita questa pagina andiamo avanti. Abbiamo la sosta per le nazionali, dove speriamo che riusciremo a recuperare appieno sia Mina che Gaetano. Ed andiamo a affrontare l'Hellas la prossima partita. Scontro diretto vitale. Vitale, perché se l'Hellas non vince in questo turno rimaniamo a pari punti. E l'Hellas, se non mi sbaglio, giocherà contro il Milan. Quindi c'è questa probabilità. E dobbiamo sfruttarla. Sperando che ci sia, eh. Dobbiamo sfruttarla. Quindi accantoniamo il capitolo Monza. Partita finita, 1-0, hanno vinto loro, bravi, bel gol, tutto quello che volete, ma è finita. Punto. Ora si comincia una nuova pagina. La pagina con
Cagliari, Hellas, Verona. Ed è lì che noi dobbiamo concentrare tutte le energie, tutte le rosicate per questa partita, tutta la voglia di ottenere questa salvezza in quella partita e nelle prossime partite. Perché ormai questa è andata ed è inutile piangere sul latte versato. Niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!